Quindi giocherò prima torre G3, sfruttando il fatto che la torre non è in presa perché si prende matto in una. E lui se l'è preso. Porco cane, speravo che... Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo contro Manish Stratod 02 che ci gioca la Scandinava. Ok, questa non è una grande apertura anche perché io riesco a svilupparmi molto velocemente, tirando fuori subito il cavallo, aprendo tutte le strade per i nostri pezzi. Mentre lui appunto è molto indietro di sviluppo. Ok, ovviamente è un'apertura giocabile, non è che il nero ha perso, però c'è di meglio, diciamo, non è tra le aperture principali. Ok, tiriamo fuori i pezzi in maniera normale. Alfiere di 3, arrocco, sempre le solite cose, torre 1, la torre sta bene. Questa con aperta, aspettiamo di vedere dove mettere questo alfiere, se qua, qua. Ok, ci sei. Vedete che lui comunque è molto passivo. Già questa mossa è 6, secondo me non è il massimo perché blocca l'alfiere. Anche C6 blocca il cavallo. Queste sono tutte mosse da giocatore di Scandinava, di Caro-Kann, che insomma presta poca attenzione all'attività dei pezzi. Di buono cos'ha la posizione del nero? La posizione del nero non ha debolezze gravi. Però insomma non è neanche troppo divertente giocare con il nero queste posizioni. Che fare? Non lo so. Mm. Ok, quello che non deve fare il bianco è cambiare i pezzi, cambiare troppi pezzi, perché sennò non avrebbe motivo di credere che il suo vantaggio di sviluppo porti effettivamente a qualcosa. Infatti cavallo e5 non mi piaceva troppo come mossa, appunto perché lui avrebbe risposto cavallo di 7 proponendo subito un cambio di pezzi. Donna e2, finito lo sviluppo, collegate le torri, quindi il bianco ha una posizione ehm, estremamente, diciamo, classica, nel senso ha finito lo sviluppo, messo il re al sicuro, controllato il centro discretamente e si appresta a trovare un piano. Ok, cavallo di 5 è proprio la mossa più fastidiosa perché cambia subito un pezzo. Di fatto sta facendo un doppio ai miei pezzi e quindi sono praticamente costretto a mangiare. Mangio anche abbastanza volentieri perché lui non avrebbe potuto mangiare di col pedone E per liberarsi il suo alfiere perché c'era sotto questo pezzo, quindi ha dovuto rimangiare col pedone C. E ora che si fa? Boh, vorrei tanto giocare cavallo e5, ma come già detto, cambiare i pezzi non è nelle mie priorità. Quindi intanto gioco C3, rendo un po' più solida la mia struttura, preparo un'eventuale ritirata dell'alfiere in C2. E ok, dopo cavallo F6 posso giocare la mia cavallo E5. Ora la mia posizione ritrova un po' di armonia. Tra l'altro cavallo E5 secondo me è abbastanza fastidioso per lui perché un'alternativa sarebbe stata giocare, ok, o A6 B5 e alfiere B7 o B6 e alfiere B7. Però sempre cavallo C6 è un po' nell'aria, potrebbe essere fastidioso una volta che questo pedone B si muove. Ok.
A questo punto posso cercare di ragionare su come voglio mettere i pezzi. Io voglio attaccare sul lato di re, voglio cercare un attacco da matto, possibilmente. Una buona soluzione potrebbe essere alfiere C2, donna di 3, creare questa forte batteria sul punto H7, non importa se per ora è difeso. E successivamente magari giocare torre 3 e torre H3 o torre G3. Quindi portare anche l'altra torre in gioco. Quindi iniziamo subito. Alfiere C2. Ok, alfiere D7. Ok, una possibilità per lui è giocare alfiere B5 ora. Alfiere B5. Ok, alfiere B5 è una mossa possibile, però... Ok, per esempio, donna D3, alfiere B5, donna di qua, donna H3, mettiamo. E a questo punto non mi starebbe dando così tanto fastidio, anche perché io posso sempre giocare a 4 e lui è costretto a tornare indietro. Quindi, ok, accetto questa possibilità. Forse a 4 era un'alternativa, al posto di donna di 3 era un'alternativa altrettanto valida. Donna H3, ora è comunque libera questa possibilità. Ricordiamo che quando si attacca in questo modo, si cerca di attaccare il re, non è tanto importante la qualità dei pezzi che attaccano. Cioè, non importa che sia una donna e un alfiere, ma è più importante la quantità. Più pezzi riusciamo a portare a fare qualcosa intorno al re del nero, e più il nostro attacco sarà forte. Ok, approfitto del momento per giocare a 4. Che in questo momento alfiere C4 non si può fare a causa di B3 e l'alfiere sarebbe intrappolato, quindi eh, posso anche decidere di tornare in D3, ma... Ok, comunque in H3 attacca il punto H7, quindi sembra buona comunque. Questa torre la porterò in G3. Ok, cavallo E4. Ok, su cavallo E4 la cosa buona è che comunque vada, noi se non troviamo niente di concreto possiamo mangiare questo, la torre rimangia e questo cavallo cade, nel senso che alla fine della fiera guadagnerai un pedone, che tutto sommato non è male. Possiamo già dire che il nostro attacco ha prodotto qualcosa, però credo che ci siano gli estremi per essere un po' più ambiziosi e non accontentarsi di un pedone. La mossa che vorrei fare io è F3, chiaramente, perché questo cavallo mi sta bloccando l'alfiere. Però non voglio farla adesso che mi ostruisce tutto il mio piano. Quindi giocherò prima torre G3, sfruttando il fatto che la torre non è in presa perché si prende matto in una. E lui se l'è preso. Porco cane, speravo che... Speravo che la partita durasse ancora un po'. Però vabbè, dai, mangiamo qua, li facciamo matto e facciamo un'altra partita se ne accettano una al volo. Ok, Zalan Peter sempre sui 1800 punti. Niente, me l'ha annullata. Grazie mille. Macrox, sempre col bianco, va che culo. Sudafricano, penso, sì. E questa volta giochiamo qualcos'altro. Alfiere C5, alfiere C4. Ok, vediamo se giocherà... Ok, gioca cavallo F6. Cavallo F6 a me attira sempre questa specie di gambetto di re con F4.
e non credo sia una buona scelta dal punto di vista proprio della teoria. Però ok, facciamo un po' di casino, un po' di robe strane. Ok, cavallo F3. Solfiere qua è molto forte, soprattutto dopo che ho giocato questa mossa, perché mi impedisce l'arrocco in maniera abbastanza stabile, diciamo. Ok, questa non credo che vada troppo bene, perché qua ho a disposizione un tatticismo abbastanza tipico, che sarebbe prende e se lui rimangia io posso giocare. Ok, vediamola perché lui non c'è cascato. Se lui mangia sarebbe seguita alfiere per F7 e su re per F7 cavallo per E5 scacco. E quindi alla fine della fiera lui avrebbe il re qua, io avrei un pezzo in meno, però il mio cavallo darebbe un doppio re alfiere. Quindi avrei guadagnato un pedone più. Gli avrei fatto perdere l'arrocco, eccetera, eccetera. Invece lui ne ha approfittato nell'ultimo momento possibile per mangiare in F3, salvandosi almeno la posizione. Adesso la mia posizione è nettamente migliorata perché pensare ad arroccare lungo adesso è molto più semplice. Mi basta tirare fuori questo alfiere e poi metterò il re di qua. La colonna F è aperta grazie alla mossa F4 iniziale. Devo stare un attimo attento a questo, esatto, a queste cavallo di 4 che attaccano la donna e minacciano il doppio in C2. Ok, donna F2 sembra molto rischiosa perché si mette proprio a tiro di scoperte con questo cavallo. Per esempio cavallo E6, ma anche cavallo B3 potrebbero essere molto forti su donna F2. Purtroppo donna E2 non la posso fare, devo giocare donna D1 perché è l'unica mossa che mi risolve entrambi i problemi. L'ideale sarebbe stato giocare donna F2, però abbiamo visto che cavallo B3 sembrava abbastanza devastante. Quindi ce ne torniamo indietro e vabbè, giocheremo donna D2 e rocco lungo. Oppure boh, vediamo come va, come ha intenzione di giocare quest'uomo. Tra l'altro anche la mia cavallo di 5 sembra molto molto buona. Per esempio su Arrocco, cavallo di 5 e attacco il pezzo inchiodato dall'alfiere, quindi minaccio proprio di costringerlo a rovinarsi completamente l'arrocco. Mm, ha intenzione di fare la pensata lui. Ok, donna di 6. Si schioda e mantiene la difesa su questo cavallo. Sembra una buona mossa. Quindi, vabbè, continuiamo col nostro piano. Donna di 2 rocco lungo. Magari anche lui ha deciso di arroccare di qua. L'unico problemino che potrebbe avere lui è che questo pedone rimane in presa, però è proprio un problema leggero. Ok, decido di mangiare perché credo di avere dei piani forti su donna per e torre F1, per esempio. Torre F1 sembra molto forte perché attacca la donna e dietro c'è anche questo pedone attaccato con l'alfiere.
Quindi proviamo a calcolare se c'è qualcosa di interessante. Torre F1. Su tutte le mosse di donna mangio qua e quindi sto meglio. L'unica alternativa che ha lui è dare scacco in H4. Al che io gioco G3. Non devo preoccuparmi di cavallo F3 scacco perché c'è la torre appunto che tiene la casa. E quindi sembra tutto filare liscio. Tra l'altro dopo G3 e torre F1 e donna H4 non ho il pedone in H2 in presa perché è difeso dalla donna. Quindi sembra andare tutto per il verso giusto. Speriamo di non esserci persi niente. Ok, ho individuato un piccolo problema tecnico che potrebbe avere, però sembra difficile che sia abbastanza per lui di compenso. No, sto vedendo donna H4, G3, donna G4 e... Ok, ho donna... Vabbè, donna H5, però no. Donna G4 secondo me era meglio. Per esempio, donna G4, alfiere per F7, re E7. E a quel punto io dovrei trovare una contromisura a questa minaccia molto molto forte. Però, ok, credo che donna D1 possa bastare. Dovrebbe essere sufficiente. Dopo donna H5 invece guadagno la donna, guadagno proprio del materiale grosso. E la partita penso sia... Vabbè, così è proprio la donna gratis. So... Ok, credo che sia ok. Ok, credo che sia ok. No, la donna in più, dai. L'unica soluzione che aveva lui era mangiare qua, così almeno si prendeva la donna, l'alfiere e la torre per la donna. E comunque sarebbe stata una posizione persa, però almeno c'è meglio di questa situazione. Questa situazione lui ha semplicemente la donna in meno. No compensation. Ok, credo che abbandonerà in poco tempo. Spero. Ok. Questa è una mossa furba. L'idea è che se mangio, lui c'ha cavallo B3 e mi mangia la donna. Sarebbe un'idea furba se non avesse avuto la donna in meno. E ora, ok. Penso che si giochi un po' al gatto col topo qua. E infatti lui abbandona e fa bene. E niente, spero che vi siano piaciute queste partite. Ci vediamo ai prossimi video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!